L'amoroso abbraccio dell'universo, opera di Frida Kahlo. Quest'opera straordinaria di Frida Kahlo ha una ricchezza di simboli legati per lo più alla mitologia e alla cultura messicana, e questo lungo titolo: L'amoroso abbraccio dell'universo, la Terra, Messico, io, Diego e il signor Xolotl. L'opera fu realizzata dalla pittrice nel 1949. Il tema principale della pittura riguarda la maternità, che viene presentata in un contesto, come detto, pieno di riferimenti alla mitologia azteca e del Messico. Frida, a causa dell'incidente che la coinvolse quando era ancora adolescente, non poté mai avere figli. Nel dipinto il suo ruolo di madre viene espresso tenendo in braccio Diego Rivera, pittore fra i più importanti del Novecento messicano e compagno di Frida Kahlo per tutta la vita. Simbolicamente Frida vuole esprimere la complessità del rapporto amoroso in cui la donna svolge anche il ruolo della madre nei confronti del suo compagno. La donna dona e alimenta la vita, mentre l'uomo, nella sua fronte, porta il terzo occhio della saggezza, come in questo caso lo si vede nel dipinto sulla fronte di Diego. L'occhio permette l'unione e la continuità del rapporto fra i due. Dietro ai due sposi si staglia la dea madre della terra azteca, Chuacoati, scolpita nella pietra. Dietro alla statua e ai due protagonisti, Frida ha dipinto la Madre Universale che a sua volta li abbraccia e li contiene. In primo piano, sulla sinistra, è ritratto il cane di Frida, Itzcuintli Senior Xolotl, che rappresenta Xolotl, il guardiano del mondo dei morti, che ha preso la forma del cane per poter osservare il mondo terrestre. Sul suo dorso i morti vengono trasportati di notte nel mondo degli inferi. Nel dipinto Xolotl ha anche il compito di vegliare sul rapporto amoroso di Frida e Diego. In quest'opera Frida ha riunito tutti gli elementi della mitologia messicana: vita, morte, notte e giorno, sole, luna, uomo, donna e, come si è detto, le dee creatrici della terra e della vita. Fonte: culturabiografieenonline.it, e per ulteriori approfondimenti e curiosità sulla vita e le opere di questa straordinaria artista, Frida Kahlo, visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.